...19 anni di Alpa Volley, 19 finali di stagione sulle rive del lago di Santa Croce. La manifestazione è cresciuta, ha saputo rinnovarsi ed ha trovato nello stadio Bortolo Canevini di Farra d'Alpago la location ideale per ospitare la moltitudine di famiglie ed atlete che ogni anno giungono dall'intera regione. Ci troviamo in provincia di Belluno e questo è il fiore all'occhiello organizzativo dell'Alpago Volley Team, società che coordina l'attività di pallavolo su tutto l'Alpago. Investiamo sui ragazzi. I risultati arrivano perché vediamo comunque le nostre ragazze partecipare a un livello medio-alto e noi siamo contenti così. Il livello chiaramente è amatoriale, visto che noi facciamo tutti i campionati dall'Under 12 fino alla prima divisione. Il futuro prossimo per tutta la pallavolo bellunese conoscerà un nuovo inizio. È previsto infatti l'accorpamento del Comitato Federale con quello di Treviso e le conseguenti fusioni dei campionati provinciali. La prossima stagione sarà l'ultima stagione del Comitato di Belluno, quindi dovremo organizzarci, noi lo siamo già, per competere con le squadre di Treviso e quindi è sicuramente una crescita positiva. Questo è da 4-5 anni che sto dicendo e quindi stiamo aspettando questo momento, insomma, per una crescita della società sia a livello competitivo sia a livello organizzativo. Spero che questo torneo qua, oltre che essere la festa di fine anno della pallavolo bellunese, diventi anche la vera festa della pallavolo giovanile nel Veneto. In questo senso mi darò da fare con i nuovi dirigenti della FIPA per far sì che questo torneo diventi sempre più grande, giocoso e soprattutto attraente per le società del Veneto. Molte le società provenienti dalle province limitrofe, ma abbondante è la presenza anche delle bellunesi. Questa è un'iniziativa meritoria, anzi complimenti all'organizzazione perché sono veramente bravi. Compatibilmente a una giornata bella come quella di oggi, i ragazzi e le ragazze si possono veramente divertire facendo della pallavolo un pochettino sana, restando un po' al di fuori da quello che sono i classici tornei. Qua si fa proprio per divertirsi ed è un divertimento sano, fa molto piacere, lo SPES sarà sempre presente per quanto potrà esserlo. Siamo venuti qua praticamente da sempre, da quando siamo nati, da 10 anni a questa parte, con più o meno squadre a seconda delle annate. Quest'anno sono 15. Ed ecco da Valstagna, centro situato a nord di Bassano del Grappa, la Pallavolo Valbrenta. Anche questa è una delle società che, conosciuto l'Alpa Volley, non ha saputo più farne a meno. Questo è l'8° anno che partecipiamo a questo torneo meraviglioso in questa località meravigliosa e siamo saliti con quattro piccole squadre, ecco, tutte di livello dall'Under 14 in giù e tutte molto entusiaste di partecipare a questo evento. Non solo pallavolo però, all'Alpa Volley ci sono gli stand, le passeggiate lungo il lago, c'è Cuore d'Arena con il truccabimbi, i balli di gruppo, i giochi del passato, solo per citare alcuni degli eventi collaterali, e la nuova tessera del tifoso. L'ultimo progetto di Cuore d'Arena nasce pochi mesi fa, sono delle linee guida che noi abbiamo dettato per essere un tifoso consapevole e responsabile. Un progetto che vede aderire ormai 11 comuni del Trevigiano e non solo, ma anche del Bellunese, la provincia di Treviso e ben 18 realtà trasportive del volontariato che hanno sottoscritto questo progetto insieme a Cuore d'Arena. Alpago Volley Team è un'associazione che opera nella pallavolo ma collabora per promuovere ogni tipo di attività sportiva nell'Alpago. In questo senso è nata la partnership con il comitato organizzatore dei prossimi campionati europei di mountain bike in programma a fine luglio proprio in Alpago. Dal 22 al 26 luglio prossimi alla Mosano di Chiesa d'Alpago, ma noi vogliamo dire in Alpago perché comunque l'obiettivo è quello di promuovere la zona, il territorio e lo sport ad alto livello.